Duegno, il mio patrò, insomma, non sempre in català si sa di amo. Il mio amo, allora mi ha usato prima il penzello, il sabunà, lei mi ha fatto, tensi di imparare la chitarra, tensi di imparare la mandola, tensi di una scuola di musica, io ho detto, ma tutto ciò che fa parte del barbè? Sì, sì, fa parte del barbè. E allora ho imparato anche ciò. E l'aspirazione di vedere le cose, di le scrivere, ma sono sempre andare a dins di quanto proprio era partito. Pensavo che teniva solo da 7 anni e alla lì hanno fatto una cosa grandissima, che è stata la ricongiunzione dello algaresi, dei catalans, perché tenivano 60 anni di ascurigò, perché non sapevano di 30 contatti amb il poble català perché hi stava la rivolució, la guerra mondiale e aquests intel·lectuals no resistien a 30 contactes perquè era tot prohibit per la dittatura. E un cert senyor que se diu Pere Cataray Roca va organitzar un cruer de l'Alguer, una molt gran dificultat perché io ho visto tutti gli atti d'aquest cruer e la gente era tutta segnara amb el sí de Franco. È stata una cosa molto difficile e tutto l'elenco delle persone che sono venute perché erano tutte segnate alla prefettura delle persone che sono venute in Italia ma che era una cosa culturale, non era res politica. E a che si conta siamo un gran cruer talmente grande che dinsi del nostro port petit non è potuto entrare. Allora le barche prenivano le petites barche di pesca, compresa la di mio pare, che era pescatore, portavano le persone del vascello al porto. E hanno fatto questa andata e tornare. E era tutto il popolo dell'Alguer, l'Alguer aveva 20.000 abitanti in quel tempo, tutto il porto, tutto l'Alguer, perché c'è stato un evento, l'Alguer era tutta piena di bandere algheresi, no? Che sono uguali alle catalane. E anche io ho partecipato a questa cosa, faccio conoscere una mignona, una nena, e passeggiando ai bastioni, a tutti i caschi e non pareceva, era un sogno per egli avere lui che viveva e parlava. Io mi sono voluto a scrivere questa canzone che si chiama Rattrovamenti. Per rinnovare a che sta un gran sentimento musendarsi l'appuntamento ai golfi dell'Alguer per un rattrovamento Virginia. Era il 25 d'agosto 1960 come clandestins corrivan per scarrarols a mansi nelle mani, ma erano 140. Libertà t'ha scridat Nostra Signora de Montserrat, che l'Alguer has visitat a la Catalunya la libertà. No creievas en aquest somni que neanche vivives, no creievas que la llengua tua fos igual a la mia. Che felicitat lliurement parlar. Da dievan que ananquí havia una bandera ugual a la tua. Quan l'has vista onejar, l'has voluta acariciar e una llagrima t'és caiguda. Libertà t'has cridat Catalunya, libertà de parlar m'has privat. Franco al silenci m'has condannat.